caduta del governo e le elezioni il 25 settembre, il Partito Democratico tira le somme e apre le porte ai dimissionari di Forza Italia. Alessandra Moretti, siamo pronti ad accoglierli. Primo caso di virus West Nile nell'ULSS 3, si tratta di un paziente ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo. Al momento non sono stati rilevati casi vicini. Il fiume Brenta in secca per la navigazione, non c'è più acqua nemmeno per l'irrigazione e il sindaco di Mira corre ai ripari ed emana un'ordinanza contro gli sprechi. Viste le condizioni meteo-climatiche, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anche per i territori comunali a rischio della regione. Polemica chioggia sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace. Il consigliere PD Montanariello attacca il comune che però replica: stiamo lavorando per evitarlo. Incidente questa mattina nel tratto maledetto delle autostrade in direzione Trieste. L'automobilista ha perso il controllo rovesciando e finendo contro un tir. È grave. Confermato dai sindacati lo sciopero del trasporto pubblico sabato sera dalle 19.30 alle 23.30. Si fermerà sia il settore automobilistico che quello per la navigazione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali le ripercussioni locali della crisi del governo, poi le dimissioni, di fatto un esecutivo dimissionario con l'accelerazione che c'è stata nel pomeriggio che ha portato al decreto del Presidente della Repubblica. Possiamo vederlo insieme, è stato diffuso poco fa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica Mattarella, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento, Fico e Casellati, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, lo possiamo vedere, ha firmato questo decreto di scioglimento del Senato e della Camera, che è stato poi controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi. Si vota quindi, lo possiamo anche vedere, il 25 di settembre. La data quindi è ufficiale da pochi minuti. Come ufficialmente comunicato, ha detto il Capo dello Stato, ha firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni come previsto. Quindi dicevamo, questa accelerazione che porta le forze politiche a muoversi con grande velocità. Il Partito Democratico tira le somme, si dice pronto ad accogliere i fuoriusciti di Forza Italia. Così Alessandra Moretti. Con le dimissioni di Draghi, l'ipotesi elezioni anticipate a settembre, l'uscita da Forza Italia di nomi storici con il ministro veneziano Renato Brunetta, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna che pare seguirli, il Partito Democratico con l'eurodeputata veneta Alessandra Moretti, oggi a Mestre, tira le somme e apre le porte a quanti tra loro decidessero di entrare tra le file del PD per creare un nuovo centro moderato e riformista, dice. Un centro moderato, un centro riformista come quello appunto rappresentato da chi ha lasciato Forza Italia, amareggiato perché Forza Italia in questo modo ha, diciamo così, tradito i valori liberali, porte aperte a queste persone se vogliono fare un'attività politica seria e un'attività di governo come hanno sempre svolto. Io penso che il Partito Democratico debba essere un partito che tiene aperte le porte appunto a chi ha questa visione dell'Italia e dell'Europa. A lanciare la stoccata il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, parlando di pochezza e stoltezza di 5 Stelle, Lega e Forza Italia che hanno prodotto un danno inimmaginabile al nostro paese. L'assist fornito da Conte è stato colto al volo da Salvini e Berlusconi, che non vedevano l'ora di mandare a casa Draghi, dice, affidandosi a un comunicato. Voglio vedere come faranno a presentarsi gli imprenditori che ogni mattina lottano per le loro imprese, ai ceti più in difficoltà che non arrivano a fine mese, ai sindaci che rischiano di perdere i miliardi del PNRR, prosegue sempre Ferrazzi, con la Moretti che gli fa eco e incalza sul fronte reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza così come è fatto non funziona e fa male all'Italia e agli italiani. Io credo che andava corretto, così come il governo Draghi voleva fare. Irresponsabili, il commento in estrema sintesi della Moretti verso chi ha fatto cadere il governo. Che oggi si chiama Centrodestra e Movimento 5 Stelle se ne assumeranno la responsabilità davanti agli italiani.
I partiti quindi anche in Veneto sono già alle grandi manovre. Parliamo adesso della siccità e dell'allarme di questi giorni. Il fiume Brenta in secca per la navigazione, non c'è più acqua nemmeno per l'irrigazione. Il sindaco di Mira corre ai ripari ed emana un'ordinanza contro gli sprechi. Il fiume Brenta è in gravissima sofferenza. Mira, il primo cittadino, al momento l'unico in tutta la riviera del Brenta, corre ai ripari ed emana un'ordinanza contro gli sprechi idrici e spegne la fontana come gesto dimostrativo. Lungo il naviglio del Brenta non c'è più acqua, manca l'acqua anche per l'irrigazione e si corre ai ripari alzando le chiuse. Questo è il quinto anno che faccio il sindaco, non ho mai visto una situazione del genere. E le ordinanze della regione che di fatto impediscono o rallentano di molto la navigazione del Brenta sono una cosa mai vista per motivi idrici. Questo ci dà da capire la reale situazione, la reale gravità. È una situazione grave, i cittadini ne sono consapevoli. Ed è allarme sia tra gli agricoltori sia tra le compagnie turistiche di navigazione. Il livello del Brenta è sceso di oltre 2 metri rispetto alla soglia abituale, fiume che laddove non è in secca risulta colmo di piante infestanti. Altra conseguenza, le imbarcazioni normalmente in questo periodo dedicate al turismo risultano, come vediamo dalle immagini, ferme. Non è da oggi che il problema siccità sta mettendo in ginocchio le imprese e le associazioni legate al comparto turistico del Brenta, aggiunge il primo cittadino di Mira. Per noi, insomma, per la riviera del Brenta, il turismo tipico è proprio quello delle crociere fluviali. Questi operatori che sono già stati colpiti in maniera forte dal Covid, adesso vengono ulteriormente penalizzati da questo tipo di situazione. Lungo il naviglio da Dolo a Mira urgono lavori disattesi da quasi mezzo secolo, conclude Dori. Io l'ho sempre detto, bisogna prendere questo problema, mettersi lì attorno a un tavolo, programmare gli interventi, perché l'escavo del canale è una cosa che viene chiesta da tantissimo tempo e purtroppo non è stata fatta e adesso se ne pagano anche in quota parte queste conseguenze. E si è registrato il primo caso di contagio nell'uomo di West Nile in un paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo. Lo comunica l'ULSS 3 Serenissima. Da una prima analisi del caso, spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione Vittorio Selle, non sono stati rilevati altri casi vicini nello stesso ambito geografico di residenza del paziente. Non c'è quindi evidenza di un cluster locale. Siamo di fronte, continua, a un primo caso di malattia nell'uomo in quest'estate che potremmo purtroppo definire atteso, vista la presenza del virus nell'insetto portatore già evidenziata nei giorni scorsi e visto il verificarsi di altri casi nei territori circostanti nelle recenti settimane. Ha concluso: nel sito dell'ULSS 3 sono a disposizione aggiornate le informazioni all'utenza sulla malattia e sulle buone pratiche della prevenzione. Ed è stato dichiarato in queste ore anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, viste le condizioni meteoclimatiche e della vegetazione. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi anche per i territori comunali a rischio della Regione Veneto, nelle province di Belluno e Vicenza e le aree di base montane. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, comunque entro la distanza di 100 metri dai medesimi terreni. Andiamo adesso a Chioggia per una polemica molto forte che riguarda la chiusura del giudice di pace, dell'ufficio del giudice di pace, con il consigliere regionale comunale del PD Jonathan Montanariello che attacca il sindaco. Polemiche a Chioggia tra il Partito Democratico e il sindaco Armelau sulla chiusura dell'ufficio del giudice di pace. Il Comune ha ricevuto una forte ammonizione da parte del Presidente del Tribunale, al netto delle scuse che il sindaco Armelau tenta di trovare nel dire che non ha responsabilità. Non è un attacco politico, ma la lettera del Presidente del Tribunale inchioda il comportamento dell'amministrazione. Parla di ennesimo e gravissimo episodio di malfunzionamento dell'ufficio, parla di un ufficio privo da tempo di pianta organica che è in carico all'amministrazione e viene anche ribadito che non può essere fatto quel lavoro dai dipendenti del Ministero. Addirittura c'è un passaggio dove dice
che sono state disattese le numerose segnalazioni e le riunioni fatte appunto per affrontare questo problema senza alcun risultato. Questo, evidenzia Montanariello, non avrebbe destato particolare preoccupazione nel sindaco da quando lo scorso ottobre ha assunto l'incarico di primo cittadino. Lui non ha mai parlato durante questo anno di giudice di pace, non ha mai fatto nessuna delibera, non hanno mai fatto una delibera assegnando gli organici nonostante numerose nuove assunzioni che ci sono state all'interno dell'ente comune di Chioggia. Oggi ci dicono che lui sta correndo ai ripari, ci mancherebbe anche altro che non pensi di correre ai ripari e dopo 300 anni Chioggia aspetta Armelao per perdere il suo presidio della giustizia. E come sempre un'azione tardiva del sindaco, non è un'azione programmatoria ma è un'azione dedita a correre ai ripari dei malfunzionamenti che lui in questo anno ha creato, come viene detto dal presidente del tribunale. Un anno fa, quando ancora non esisteva l'amministrazione Armelao, il Partito Democratico aveva presentato un progetto di legge per assegnare contributi regionali annuali ai comuni e alle unioni dei comuni per coprire il 50% delle spese degli uffici del giudice di pace. Ma la maggioranza, evidenzia Montanariello, non ha mai voluto discutere il progetto. Il sindaco si rassegni, il Partito Democratico è una forza di governo e lavora per la città. Il Partito Democratico continuerà non solo a fare da pungolo a questa amministrazione, ma quando serve anche a sostituirsi a lei quando non è in grado di fare le cose, come abbiamo fatto questa volta qui. Quindi sindaco, fatene una ragione. Il nostro invito è quello di essere più sui problemi reali della città. Ed è immediata la replica del sindaco Armelao. A Montanariello non voglio nemmeno replicare, perché un consigliere regionale comunale che perde del tempo a fare della sterile polemica sul nulla, ecco, io sono abituato a rispondere con i fatti, a risolvere le problematiche. Questa mattina ho sentito il presidente del Tribunale di Venezia, il dottor Laganà, uomo veramente grande, uomo delle istituzioni, ci siamo capiti al volo. Oggi pomeriggio scriverò una lettera che farò capire che la nostra amministrazione si sta muovendo esattamente in verso contrario a quello che era previsto al discorso della chiusura. Noi stiamo proprio lavorando per potenziare i giudici di pace e per aumentare anche i servizi alla città di Chioggia. Il sindaco Armelao respinge al consigliere PD Montanariello le accuse in merito alla questione della chiusura del giudice di pace. Ha affermato che, contrariamente a quanto sostiene il consigliere, l'amministrazione si sta già muovendo per impedire la chiusura. Abbiamo anche fatto un bando per avere delle manifestazioni di interesse per della mobilità da parte di personale che vuole venire a lavorare a giudice di pace. Abbiamo avuto 4 domande di personale che sarebbe disponibile ad andare a giudice di pace, quindi in base alle possibilità di organico che abbiamo interne nel comune, adesso è una decisione politica chiaramente nostra che ho riportato al presidente del tribunale, quindi il presidente del tribunale sta aspettando una mia comunicazione ufficiale e quindi il giudice di pace verrà tranquillamente salvato e manterremo il servizio importante, questo presidio della giustizia importante per la nostra città. Armelao poi aggiunge: Il consigliere Montanariello ha del tempo da perdere, probabilmente io da sindaco di una città importante come Chioggia no. Voglio risolvere le problematiche, sto cercando di risolvere quante più problematiche possibile che ovviamente investono la nostra città, quindi nessuna preoccupazione. E apriamo adesso la pagina della cronaca che ci porta ancora una volta sul tratto maledetto della 4. Questa mattina grave incidente. È volata nella corsia di marcia opposta finendo contro la parte posteriore di un'autocisterna che trasportava gas butano. È accaduto questa mattina nel tratto maledetto dell'autostrada A4, poco dopo le 6 a Fossalta di Portogruaro, all'altezza della stazione di servizio di Fratta in direzione Trieste. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall'auto per farlo portare via dai sanitari del 118 con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha urtato il mezzo pesante mentre era in fase di sorpasso e si è capovolta. La circolazione è tornata alla normalità verso le 8:30.
Adesso la cronaca sindacale con la sigla SGB che ha confermato lo sciopero di 3 ore sabato dalle ore 19.31 alle 23.31 del trasporto pubblico locale sia per il settore automobilistico che per quello della navigazione. Non sono previsti servizi minimi e nemmeno i collegamenti con le isole. Venezia si prepara a un sabato difficile sui fronti dei trasporti e dei collegamenti del trasporto pubblico locale con le isole. La sigla sindacale SGB, il sindacato generale di base, ha indetto infatti 3 ore di sciopero in serata dalle 19.31 alle 23.31 di sabato. In questa fascia oraria, essendo uno sciopero inferiore alle 4 ore, non sono garantiti nemmeno i servizi minimi e i collegamenti con le isole. Nello sciopero indetto dalla stessa sigla sindacale il 23 aprile dello scorso anno, la percentuale di adesione dei lavoratori era salita alle stelle, più del 90% nel settore automobilistico e oltre il 95% nella navigazione. Se si ripetesse una partecipazione di questa portata, sarebbe facile prevedere in serata il blocco dei collegamenti a Venezia e disagi in città. Lo sciopero di 3 ore proclamato per sabato 23 luglio è contro la politica di chi vuole azzerare 100 anni di storia dell'azienda dei trasporti veneziana, per impedire che con la scusa della pandemia si colga l'occasione per abbassare il costo del lavoro. Danilo Scattolin, portavoce e sindacalista dell'organizzazione sindacale che ha indetto lo sciopero, ricorda l'impegno sempre garantito dai lavoratori e ribadisce con forza l'impegno durante la pandemia. Il proprio lavoro con passione e diligenza e attaccamento. Inoltre, in difesa del diritto dei cittadini di avere un trasporto pubblico sostenibile, degno della città più bella del mondo che tutti ci invidiano. Oggi più che mai queste sono le priorità di cui hanno bisogno i cittadini. Insomma si preannuncia un sabato sera difficile per la Laguna e rimaniamo in Laguna, andiamo a Sant'Erasmo per parlare di siccità. C'è un appello molto forte dei produttori agricoli, un appello rivolto a Comune e Veritas. Sentiamo. Mettere in funzione l'impianto di irrigazione di cui l'isola già dispone, ma che non è mai entrato in funzione per innaffiare le coltivazioni in questo periodo straordinario di grave siccità. L'emergenza idrica è sempre più preoccupante e nell'isola lagunare di Sant'Erasmo, territorio del carciofo violetto e della produzione agricola a chilometro zero, parte questo appello. Ci sarebbe un'opportunità ringrazio l'opportunità che mi viene data in questo momento per chiedere al Comune di Venezia e a Veritas di poter mettere in funzione finalmente quell'acquedotto irriguo che è stato progettato e realizzato ma mai messo in funzione, che parte dal depuratore delle nostre acque fognarie e che si snoda per tutta l'isola. Sarebbe una cosa importante soprattutto per riuscire ad irrigare e a far riscendere il cuneo salino. Veritas ha già garantito più volte che l'acqua che arriva dal depuratore, dopo essere stata opportunamente trattata, risponde a criteri e parametri di assoluta sicurezza e garanzia. Questo impianto di irrigazione, un sistema di tubature che dal depuratore preleva gli scarichi e dopo aver trattato rende l'acqua quasi a livelli di potabilità. Ci mettiamo nelle mani di Comune di Veritas che sanno come farlo funzionare, ma sarebbe molto importante, credo che in questo momento, che questa opera potesse essere veramente usufruita per aiutare la nostra isola. La siccità è sempre più presente e continua a preoccupare tutti gli operatori agricoli. La situazione è veramente critica. Ormai abbiamo visto come il cuneo salino sta già risalendo in maniera evidente. Il sale è già evidente su alcune parti più basse della nostra isola. I fossati che servono a mantenere l'equilibrio idrologico delle nostre terre sono ormai costantemente asciutti e non sappiamo più cosa fare.
Siccità, dunque, allarme, incendi, sono giorni molto critici, ce lo ricorda costantemente la cronaca. Questo episodio in particolare, una coordinatrice della protezione civile morta schiacciata da un albero a Prepoto nel Friuli Venezia Giulia, che appunto in questi giorni sta facendo fronte ad un'emergenza che sembra non finire mai. Si tratta di Elena Loduca, 46 anni, coordinatrice per l'appunto della protezione civile della zona. Questa è la notizia riportata dal Piccolo. Insomma, un fronte che resta davvero molto importante ed emergenziale, quello degli incendi. Proprio oggi, tra l'altro, come vi abbiamo raccontato, è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi in diversi boschi del Veneto. È tutto anche per questa edizione da Venezia. Grazie per l'attenzione, c'è il meteo. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, tempo buono e condizioni climatiche particolarmente bollenti. Siamo nel picco del caldo. Vediamo con la grafica la situazione di venerdì 22 luglio. Sul Veneto poche novità rispetto ai giorni scorsi, sempre tanto sole, cielo sgombro da nubi, non sono attese piogge e dunque contesto critico anche sotto il profilo della siccità. Temperature roventi e clima afoso, minime comprese tra i 20 e i 27 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi in diverse province della nostra regione. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno come vediamo, con qualche innocua velatura. Temperature minime tra i 23 e i 27 gradi, massime sui 35-37 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato con nuvolosità in aumento però nella seconda parte della giornata e con occasionali acquazzoni sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime sui 38 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento ad un nuovo aggiornamento.